Noi eravamo la feccia del mondo. O meglio, così ci consideravano. Noi non potevamo mandare i nostri figli nelle scuole dei bianchi in Louisiana. Nella stazione di Basilea c'era proibito entrare nelle sale d'aspetto. Ci martellavano con campagne di stampa vergognose. Ci definivano maledetta razza di assassini. O anche sporchi come maiali. Dovevamo nascondere i figli durante i viaggi perché era vietato portarli con noi. Ci linciavano perché facevamo i crumiri. O perché eravamo tutti siciliani. Bel paese, brutta gente. Ce lo siamo portato dietro per un bel pezzo questo modo di dire. Oggi raccontiamo a noi stessi che eravamo poveri ma belli. Che i nostri nonni erano diversi dagli africani e dagli albanesi che sbarcano sulle nostre coste. Che noi ci insediavamo senza creare problemi. Che eravamo ben accetti. Che acquistavamo subito la stima e l'affetto della gente del posto. Ma non era proprio così. Sicuro, a conti fatti la nostra storia collettiva di immigrazione è stata positiva, molto positiva. Però ci ricordiamo solo di quelli che ci hanno dato lustro, che ci hanno dato importanza. E gli altri? Di quelli che non ce l'hanno fatta, facciamo fatica a ricordarci. Sono partiti 27 milioni di padri e fratelli, eppure si stenta a trovare qualcosa sui libri di scuola. Erano partiti. Basta! Erano la testimonianza di una sconfitta storica. Basta! Erano una piaga da nascondere. Basta! Andiamo a bere qualcosa insieme? Gli ho chiesto. Ma come facciamo se non sappiamo l'inglese? Non preoccuparti, nessun problema. Basta un pugno sul tavolo e bere. E la birra arrivò immediatamente. Il Museo dell'Immigrazione di Melbourne, situato in un vecchio edificio, è stato aperto di recente e offre scintillanti novità. Dato che l'esperienza dell'immigrazione è essenzialmente la storia dell'Australia moderna, questo è davvero un museo di storia sociale. All'interno c'è una stanza in cui viene ricostruito un transatlantico, con lo scopo di ricreare l'atmosfera della vita di bordo per gli immigrati in periodi differenti. Io rimasi particolarmente colpito dal periodo tra le due guerre. Mi chiesi, che razza di investimento, in termini di tempo e soldi, rappresentava all'epoca un viaggio in Australia? 5 settimane di viaggio. E quanto costava? Tanto. E poi, dopo gli anni 50, con l'aereo, un'altra avventura. Persino oggi, quando sei chiuso nell'aereo per un intero giorno, senti l'Australia molto distante. Ma quanto infinitamente lontana deve essere sembrata quando ti trovavi sul ponte della nave e guardavi i continenti ritirarsi uno dopo l'altro e misuravi la distanza in 12 miglia di scia della nave. Avevano lasciato tutto e andavano incontro alla fortuna. Ad aspettarli c'era il lavoro. Solo per un periodo, poi sarebbero tornati. E invece è stato per sempre. Insomma, trovare un compaesano è stato sufficiente per far sparire d'incanto tutte le malinconie e le preoccupazioni. In due ci si sostiene, anche nell'ordinare una birra, in una lingua che non si conosce.